Well, landscape, like other things that surround us, is barely noticeable. So one of the things that photography can do for the individual as well as for society is allow people to see what they can't see. La fotografia può essere o, a mio avviso, uno strumento analitico che poi può benissimo servire non al mondo della fotografia, ma può servire ad altre discipline, anche umanistiche, di studio, comunque analitiche, fornendo prove oggetto, no? Fornendo tracce di qualcosa. Oppure la fotografia può anche essere interpretativa, può essere un'interpretazione percettiva dello spazio e quindi automaticamente del paesaggio.